più essere una casa accogliente per i propri cittadini. Guardate che è brutto il dato delle elezioni europee se lo guardiamo a livello europeo, perché 5 anni fa noi italiani siamo andati 73% a votare, ma la media europea è stata sotto il 50%. Io parlavo l'altro giorno con il nostro segretario generale López Istúriz, diceva in Spagna il 40% 5 anni fa, quest'anno si aspettano che addirittura sia solo il 35% ad andare alle urne. E allora questa Europa la vogliamo svegliare? L'Europa che avevano pensato i nostri padri fondatori era un'altra, non era l'Europa della banca centrale, non era l'Europa delle burocrazie, non era l'Europa delle regole, del benessere delle galline ovaiole, diciamocelo, era l'Europa dei popoli, non della curvatura delle zucchine. Io lo dicevo 5 anni fa in campagna elettorale, vogliono le uova fatte così, 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 e faremo i corsi di formazione alle galline, perché non gliel'ha detto nessuno. Scusate, Allora, abbiamo questa doppia missione, portare a casa i soldi e portare là i nostri valori. E l'Europa deve impegnarsi invece che rompendo le scatole a quelli che producono e che lavorano, che lì è ora di fare piazza pulita di troppe regole, regoline, regolucce, deve invece impegnarsi nelle cose che contano, perché noi vogliamo un'Europa, per esempio, che si assuma la responsabilità di controllare l'immigrazione, perché non può essere lasciato sulle spalle di un paese solo. Perché noi non siamo qui a controllare i confini dell'Italia, noi siamo qui a controllare i confini dell'Europa. 27 paesi che ci buttano sulle spalle la fatica di controllare per tutti e siamo stufi. E questo lo devono capire. Forte. Noi abbiamo chiesto fortemente che ci sia una guardia costiera europea. Questo noi vogliamo, delle politiche chiare, delle regole chiare. L'ONU la smettesse di raccontare frottole, perché la Libia, se non è adatta nemmeno a controllare i requisiti dei richiedenti asilo, come ha potuto essere adatta a controllare l'Agenzia dei diritti umani? Ce lo spieghino i signori dell'ONU. Ma i signori dell'ONU devono stare zitti, perché i signori dell'ONU hanno creato troppi problemi, perché sapete cosa sta succedendo a livello mondiale? Che nelle Nazioni Unite ci sono oramai accreditati più rappresentanti di ONG che rappresentanti governativi. Questo è un pericolo per le democrazie, perché per carità i Rockefeller, i Ford saranno dei grandi filantropi, ma voi mettereste, per parafrasare qualcuno che ha parlato in questi giorni, il vostro destino nelle mani dei grandi capitalisti mondiali? Le mettereste? E com'è che le ONG, che sono tutte quante figlie di queste grandi famiglie capitaliste, ora dominano l'ONU e si inventano pure di creare una nuova classe di diritti fondamentali dell'uomo? Perché lì la battaglia? La Chiesa cattolica è osteggiata per questo, e però dal punto di vista umano, non religioso. Poi la religione, voglio dire, ognuno se la vede con la sua coscienza. Ma la Chiesa difende i diritti fondamentali dell'uomo basati sul diritto naturale. Avete presente Antigone? Dico Antigone perché Antigone siamo ben prima di Cristo. Antigone va dallo zio re Creonte e dice: caro zio, la tua legge è la legge degli uomini e io ho una legge più importante della tua, quella che è scolpita nel mio cuore, perciò io infrango la tua legge e seppellisco mio fratello. Mi ammazzi, pazienza. Questo è l'Occidente, questi siamo noi. Cose importanti. L'essere umano è una cosa bella, non è il cancro del pianeta, come dicono i signori dell'ONU, che vogliono farci diventare come gli animali, estendere i diritti umani alle bestie. Adesso in Svizzera cominciano a parlare dei diritti delle piante. Magari, però se loro riescono a far passare tutto questo sotto l'egida dei diritti fondamentali dell'uomo, noi siamo spacciati. Perché era come il reato di omofobia sotto il governo Prodi. Guardate, non crediate di averla scampata perché adesso c'è il governo Berlusconi, perché siccome adesso queste cose che per il momento sono di competenza nazionale, l'Europa sta cercando di avvocarle a sé, facendole passare sotto i diritti fondamentali dell'uomo,
che con tutti i rappresentanti dei signori delle ONG di Rockefeller, Ford e quant'altro fanno i loro bei summit internazionali e decidono queste agende terribili e decidono i nuovi diritti fondamentali, per cui il diritto al matrimonio diventerebbe assoluto a prescindere dal fatto che io donna voglio sposare un'altra donna, un altro uomo, e un uomo, una donna, e i bambini adottati, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un pericolo al quale bisogna opporre una resistenza fiera, dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo avvertire la nostra popolazione di quello che sta accadendo lì in Europa, perché questo secondo me non deve passare assolutamente, e il Partito Popolare Europeo con gli alleati, sicuramente anche gli amici della Lega fanno in questo muro compatto con noi, ma siamo quelli più convinti che questo non vada fatto. Ci sono altri partiti invece che poi ma sai, ma come facciamo a votare contro, perché dicono che siamo contro i diritti dell'uomo e questo, e ci dicono razzisti, ci dicono discriminanti. A noi non ci interessano le etichette, non è che se ci vendono il veleno e c'è scritto fuori rosolio ce lo beviamo perché l'etichetta dice rosolio, siamo mica cretini. Quando mettiamo la varechina nell'acqua, difatti poi nella bottiglia dell'acqua delle volte ci sbagliamo, ma ci pentiamo poi, no? Di aver bevuto perché c'era scritto acqua minerale la varechina. A me la varechina non me la date perché la mettete nella bottiglia dell'acqua, che voi ve la bevete perché è messo nella bottiglia dell'acqua? No, e allora perché io mi devo prendere una legge infame solo perché hanno trovato una buona etichetta con cui titolarla? Ecco, cari signori, l'Europa è una grande opportunità, ma l'Europa noi dobbiamo farla cambiare. Noi vogliamo un'Europa che ci assomiglia. I signori che governano l'Europa sono molto simili ai Franceschini, ai Prodi, ai D'Alema. Sono delle minoranze che però hanno la presunzione di essere più intelligenti dei popoli. Avete visto, quando governa la sinistra abbiamo tutti la sensazione che ci vogliano educare. Loro, se potessero come Mao, aprirebbero i campi di rieducazione per tutti, perché non capiamo qual è il nostro bene, loro invece lo sanno. E noi, come dei bambini sciocchi, recalcitriamo, non imbocchiamo la strada giusta, non pensiamo alle cose giuste, non facciamo le cose giuste, ci vogliono educare. Ecco, io invece penso che i popoli, e il mio popolo più di tutti, che è il capitale umano, le risorse umane più straordinarie, noi fabbrichiamo cervelli che regaliamo a tutto il mondo, siamo il popolo più straordinario che esista. Ecco, il popolo ha una saggezza, ha una cultura, ha una storia, ha una tradizione, ha un'anima, ha una ricchezza, una molteplicità di esperienze che lo rende straordinariamente più saggio, più ricco, più forte, più intelligente di qualunque individualità. E allora io, se poi la mia gente dovesse scegliere di mandarmi a rappresentarlo, io sarei orgogliosa di farlo, ma vorrei essere soltanto rappresentante del mio territorio, della mia comunità. Questa è la differenza tra noi e quella sinistra, che noi non vogliamo vedere più, e non vogliamo più vedere neanche a Codogné. Perciò prenoto un posto per venire a festeggiare l'Europa e la nuova giunta di Codogné. Codogné libera! Codogné libera! Codogné libera! Sindaco è un leghista da poco, lo devo, vieni qua, lo devo addestrare a forza. Allora, Codogné libera! Codogné libera! Codogné libera! Codogné libera! Va bene, promosso, va bene, è un buon sindaco. Grazie signora. Facciamogli un applauso. Allora